ci sono opere migliori e peggiori, per me ogni opera ha la sua verità. Tramite la sofferenza e la felicità che avevo perché stavo guarendo, mi veniva fuori in continuazione opere. Io ho fatto tutte le città d'Italia o del mondo dove vado che mi faccio una mostra, faccio quella propria città. E niente, prima si dipinge il sotto, lo scheletro della città, e poi si mette queste anime sopra per dargli un senso, accogliere lo spirito della città stessa. Io vorrei fare una mostra anche al cimitero, voi dite che sono un pazzo, ma non è vero, perché anche lì sono sicuro che farà successo. Non esiste una struttura o un'altra struttura, importante che i quadri ci siano e fanno bene alle persone che lo guardano. A me non interessa che sia una galleria, che sia una casa di cura oppure un manicomio. Che differenza fa? È importante l'artista che deve fare la differenza. L'arte, intanto prima di tutto ai 40 anni che dipingo, mi ha salvato la vita. Ho già contato per televisione questa, che dovevo spararmi un colpo mentre c'era una voce dentro di me che mi ha detto dipingi, che tu sei un artista, per cui avevo un pennello davanti a me e ho cominciato a dipingere i muri su una casa diroccata che io abitavo. E per cui l'arte per me, ho detto, costa mangiare merda, scusatemi, ma dipingerò per tutta la vita. È una cosa molto terapeutica la mia arte e penso che tanti ce l'hanno. Gli artisti però non devono mollare mai, se vogliono entrare a far parte della pittura devono sentirsi più liberi dentro e tranquilli e andare avanti senza chiedersi perché questo piace e questo non piace, perché sotto le croste c'è anche la verità.